qualcosa di indescrivibile. Sono giornate intense di grande socialità. Amici di Bella Sicilia in diretta da Galati Mamertino per la festa dei Tre Santi. Questa sera è l'ultima Santa Messa, quella solenne che conclude le celebrazioni. Siamo ai secondi vespri della festa del Crocifisso. Dopo la celebrazione della Messa, l'immagine del Crocifisso viene accompagnata dalle immagini di San Giacomo e di San Rocco nella sua chiesa, la chiesa di Santa Caterina. Dopodiché le statue dei due santi da sole proseguono per la chiesa del Rosario, dove San Rocco viene sistemato nella sua cappella, e poi il santo patrono sale nuovamente alla matrice. È una celebrazione un po' articolata. Sono giorni di festa molto sentiti da noi galatesi. Per noi che suoniamo sono giorni di sacrificio, ma li viviamo molto intensamente, perché diciamo, la festa dei Tre Santi per noi rappresenta forse il giorno più importante, i giorni più importanti per ogni galatese. Qualcosa di emozionante, qualcosa di importante per tutti i galatesi, ma soprattutto per me dal punto di vista sia cattolico che soprattutto cattolico che da galatese. Io sono un portatore perché anche i miei genitori, mio padre mi ha trasmesso questa cosa fin da piccolo, e quindi per me è davvero un'emozione, sono davvero anche io emozionato in questi giorni di festa. Per noi questa festa è una festa importantissima, fede, devozione, appartenenza sono trasmessi in ognuno di noi e emozioni uniche durante questi 3 giorni di festa. Siamo agli sgoccioli, una festa che noi paesani amiamo, ma anche tutti gli altri, da come si può vedere dalla gente che c'è. Ed il Santissimo Crocifisso, San Giacomo e San Rocco, tutti e 3 vicini. Un giorno fantastico, ricordi di quando eravamo piccini. Questo momento per Galati Mamertino rappresenta veramente tanto, è il giorno nel quale tutti fanno a gara per essere qui, da ogni parte del mondo veramente, perché abbiamo tantissimi immigrati, anche non solo dall'Europa ma anche da ogni parte del mondo, che vengono proprio per la festa dei Tre Santi. Per me ovviamente è qualcosa di eccezionale, perché vivere questo momento da primo cittadino qualcosa di indescrivibile. La devozione mia e dei miei compaesani verso il nostro Santissimo Crocifisso è una cosa che veramente si vede raramente.